Il capannone è risultato inidoneo perché la caldaia, troppo vecchia, mi hanno chiesto il libretto, che ne so, la caldaia avrà 30 anni e questo è risultato uno scoglio insormontabile. Una caldaia vecchia di 30 anni che non dava garanzie di sicurezza. Questa è la motivazione alla base della bocciatura da parte dei vigili del fuoco del capannone di Monigo che avrebbe dovuto ospitare i migranti senza fissa dimora. Ma Don Giuseppe non si è arreso e ha aperto le porte delle sue 3 stanze al piano di sopra della canonica, aule che fino a marzo non saranno utilizzate e per le quali è stato dato il via libera per 25 persone. Inizierà lunedì notte, lunedì sera, quindi ci saranno 3 turni di volontari. In un primo turno ci sarà l'accoglienza, verranno presi i nominativi eccetera per la questura, cerchiamo di fare le cose in regola ovviamente, e poi un turno per la vigilanza notturna. Siamo ancora in trattative, ma insomma un volontario, anzi uno stipendiato esperto, affiancato da un volontario. Il servizio notturno sarà offerto in entrata dalle 20 alle 21:30, mentre per le 8 di mattina i migranti dovranno uscire. Materiali come brandine, materassi e lenzuola stanno arrivando da parte di altre associazioni e privati, specie dalla generosità dei parrocchiani. Intanto Auser Treviso, Auser Cittadini del Mondo, Momi Monigo Migranti, Gente per Gente, Aiker Veneto, Caminantes, Ami Bitri Veneto e Passamani si stanno muovendo senza sosta e fanno un appello. Abbiamo avuto anche degli aiuti da un banco alimentare, però tante cose dobbiamo andare a comprarle. Diciamo che c'è sempre bisogno di un qualcosa che arrivi magari con un bonifico, perché le spese sono tante e poi avremo anche bisogno magari di qualcuno, se ci può dare una mano per aiutarci come volontario in aiuto alle notti. Una stanzetta sarà riservata solo per le 2 o 3 persone che faranno assistenza diurna e notturna, mentre chi entrerà sarà selezionato dalle associazioni. Non abbiamo stabilito chi entrerà, chi si presenterà, vediamo se ha i requisiti per entrare, perché logicamente come su tutti i dormitori non possono entrare persone che sono sotto alcol o sotto effetti di stupefacenti o altre problematiche. E se quest'anno una soluzione si è trovata, per il prossimo si spera di raccogliere abbastanza per sistemare la caldaia e ospitare ancora più persone.